Intenso e già boom di codici bianchi al pronto soccorso a Treviso. Ieri domenica di passione, per questo l'ULSS 2 sta correndo ai ripari, previsti nuovi infermieri e il coinvolgimento dei medici di base. Aperto un fascicolo d'indagine sulla 18enne pakistana scomparsa da Castelfranco il 31 maggio. Secondo gli inquirenti potrebbe essere in fuga da nozze combinate. Dopo l'ennesimo episodio di violenza tra giovani stranieri in pieno centro a Vittorio Veneto, ci si interroga sulla sicurezza in città. Sconfortato il sindaco Miatto, l'unico strumento è la repressione, dice. Il quotidiano Sole 24 Ore aggiorna la classifica delle province italiane in cui si vive meglio sotto la lente la qualità della vita di ragazzi anziani. Nella Marca i bambini stanno bene mentre i giovani scelgono di andarsene. Maltempo, serata di paura tra il trevigiano e il bellunese, decine di interventi. A Cortina, scuola scoperchiata dalla furia del vento. Celebrati a Palazzo Zuccareda i 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che aumenterà l'attenzione sul fronte della violenza di genere. Il giudice di pace ha dato ragione alla disabile trevigiana che in febbraio in piazza Pola era stata multata dalla polizia locale per non aver esposto il contrassegno, sanzione annullata. A Castelfranco Veneto gli studenti del liceo Giorgione si preparano a dire addio al container, via ufficiale ai lavori di ampliamento per aprile 2023, pronte 15 nuove aule. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali un dibattito che si sta facendo davvero incandescente in queste ore, anche in vista del dibattito previsto nelle prossime ore a Bruxelles. Parliamo del salario minimo e infatti ci sarà a breve molto probabilmente il via libera alla direttiva su questo nuovo strumento che in Italia non ha ancora una regolamentazione. Il dibattito infiamma e noi vi facciamo una domanda ben precisa, come è nostro solito farvi. Salario minimo, introdurlo anche in Italia? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non è giusto introdurlo anche in Italia, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring in studio con Nicola Zanetti, quindi il dibattito è assolutamente aperto come sempre. E poi ci sono i temi trevigiani, un tema in particolare quello della sanità d'urgenza ed emergenza. Ieri è stata una giornata di vera e propria passione per il pronto soccorso di Treviso, oltre 450 gli accessi causati anche dal caldo, dall'afa, con l'ULSS 2 che chiama i rinforzi. Noi ieri abbiamo avuto oltre 400 persone, 450 persone, una cosa indescrivibile perché colpo di calore e altre cose. Oggi abbiamo un lacrite e andremo a chiedere del personale extra turnover degli infermieri per gestire i codici bianchi in modo tale da nel triage ad avere la possibilità di avere del personale oltre quello che è previsto in dotazione organica, proprio per queste fasi di eccesso che purtroppo ci sono e capitano soprattutto d'estate. Chiama i rinforzi il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Il trend di codici bianchi in ingresso al pronto soccorso è in continua crescita. L'estate prevista torrida non aiuterà. Due le mosse, la prima con il coinvolgimento di nuovi infermieri. Abbiamo questa graduatoria e abbiamo la possibilità di prendere ancora una ventina di infermieri senza toccare i centri servizi e case di riposo. Quindi lo faremo da questa graduatoria mandando via i telegrammi. Oggi immagino che avremo l'autorizzazione e dopo li metteremo a supporto di pronti soccorso. La seconda azione, in fase di concertazione con le associazioni di medici di base, prevede il coinvolgimento proprio dei dottori di famiglia nella gestione dei codici bianchi in pronto soccorso. Possono venire anche i medici qua in pronto soccorso da una mano a turnazione. E quindi oltre che nella continuità assistenziale, potenziamo la continuità assistenziale per il periodo estivo, che è il periodo più duro. Il direttore generale però rassicura: se da un lato saranno garantite le 2 settimane di ferie al personale, dall'altro verrà comunque smaltita l'attività ordinaria rallentata dal Covid. Faremo qualche riduzione di posti letto nell'area medica, che è quella di tutti gli anni. Continueremo con l'attività chirurgica
che invece andremo a ridurre minimamente nel mese di agosto. Una volta riducevamo da giugno a settembre, quest'anno non lo faremo, proprio per recuperare liste d'attesa. Altro capitolo, quello del disagio giovanile. Benazzi qui aggiorna la contabilità del futuro concorso per psicologi da inserire nei SERD e nei consultori familiari. Per quanto riguarda il problema del baby gang, siamo impegnati, stanno facendo il concorso di psicologi, ricordo a tutti che l'USI Treviso ne sta assumendo, ne assumerà oltre 35, che saranno ovviamente collocati nelle aree di più difficoltà, in modo tale da aiutare le forze pubbliche, aiutare i comuni nella lotta a queste forme estreme di partecipazione dei giovani. Torniamo sul giallo della 18enne pakistana scomparsa il 31 maggio scorso a Castelfranco, nella zona della stazione. In queste ore è emerso un nuovo particolare: sarebbe in fuga dalla prospettiva di nozze combinate. Anche per questo la Procura della Repubblica di Padova, la ragazza risiede a Galliera Veneta, ha aperto un formale fascicolo per persona scomparsa. In base ad alcune ipotesi, la giovane donna, che risulta da diversi giorni assente dalla scuola dove è iscritta a Castelfranco, la Lepido Rocco, potrebbe già essere all'estero, dove avrebbe raggiunto un proprio contatto conosciuto online. Alla ragazza si rivolge il sindaco di Galliera Veneta con un appello diretto e preciso. La finestra si chiude in fretta, nessuno vuole parlare, sono chiusi nel silenzio i familiari di Basma Atfal, la 18enne pakistana scomparsa ormai da 5 giorni. La ragazza, che insieme ai genitori e al fratello minore vive a Galliera Veneta, è stata vista per l'ultima volta mercoledì al bar della stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. In queste ore ci sarebbe stato anche un avvistamento. Una donna trevigiana ha allertato i carabinieri dicendo di aver visto una ragazza molto somigliante a Basma nella zona del Montello, sulla presa 10 verso il versante della panoramica. La procura ha aperto un'indagine, nessuna pista viene esclusa, compreso l'allontanamento volontario. Basma andava a scuola all'Istituto Rocco di Castelfranco Veneto. A divulgare la notizia della sua scomparsa è stato il cugino Shaher, che vive nel comune della Castellana e che ha lanciato un appello sui social descrivendo Basma. La ragazza al momento della scomparsa portava con sé uno zaino, indossava scarpe alte bianche, una maglietta nera con una riga bianca ed è alta circa 1,55 m. La 18enne aveva un cellulare ma risulta spento. Il sindaco di Galliera Veneta, dove vive Basma, ha provato a contattare la famiglia ma nessuno dei genitori risponde al telefono. Io ho provato 2 volte a contattarli personalmente, però non ho avuto nessun riscontro. La famiglia è già da molti anni che è qui sul territorio, il papà dal 2015 e tutto il nucleo familiare dal 2018. Persone che si sono proprio veramente integrate moltissimo bene, ma non ha mai dato problemi, anzi averne di queste famiglie. Basma, dice il sindaco, aveva dell'amica Galliera con cui si vedeva nei parchi cittadini, una ragazza molto tranquilla, così come la sua famiglia. Dico a Basma che ci sono i familiari e anche la comunità in apprensione di ritornare a casa. Questo quindi è l'appello raccolto questa mattina, poi nel corso della giornata ha preso forma e consistenza l'ipotesi di questo allontanamento volontario per fuggire da nozze combinate. Questo lo sviluppo che riguarda appunto la scomparsa di questa 18enne pakistana. Torniamo sui fatti gravi e particolarmente inquietanti di Vittorio Veneto, con la rissa scoppiata in pieno centro, ancora una volta protagonisti giovanissimi. È sconfortato il sindaco Miatto. Non è che in Italia la certezza esista, lo sappiamo tutti quanti, c'è molta incertezza anche nell'applicazione del diritto, è un fattore che dobbiamo portarci dietro. Penso non sia rimediabile oltre un certo limite. È sconfortato il sindaco di Vittorio Veneto, sconfortato per l'ennesimo fatto di cronaca che coinvolge giovani stranieri. Venerdì sera un 22enne nordafricano è stato pestato a sangue e ferito con un coltello ad un braccio da una banda di coetanei del Maghreb e dell'Est Europa. E tutto in piazza Medaglie d'Oro, pieno centro città, e quasi tra la gente che prima di mezzanotte stava rientrando a casa. E tutto per futili motivi. Adesso in passato per le stesse motivazioni, gelosie con ragazze di ragazzi che
hanno l'abitudine di alzare un pochettino le mani. Ecco, però non va bene. No, non va bene, no. D'altro canto cosa si può fare? Sono educazioni che vengono da tradizioni anche, dalla famiglia, da questo atteggiamento. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di coinvolgerli, questi ragazzi, in passato, però con scarsi risultati. Per il sindaco, dopo il dialogo, ora c'è un'unica cura. Qui è più, si deve arrivare alla repressione più che all'educazione? L'educazione si può fare, ne facciamo o proviamo quantomeno a farla, ma su età minori. Quando sono ormai diventati uomini è molto più difficile raggiungere qualche risultato utile. Come vedete in tutte le città, anche le più piccole, c'è il gruppuscolo di facinorosi, non so come definirli, che si comportano così. È un dato di fatto con il quale purtroppo bisogna convivere. Non credo che, appunto, superata una certa età si possa educare qualcuno. Sindaco ancora più sconfortato guardando al futuro delle nostre comunità. Con questo sistema qua non è un bel futuro che si prospetta nella convivenza con queste persone. E sono fatti che interrogano l'intera Marca. Se ne è parlato questa mattina nel corso delle celebrazioni per i 208 anni dell'Arma dei Carabinieri, ma ci sono anche rappresentanti istituzionali che chiedono di implementare le ore di educazione civica a scuola. Purtroppo siamo dovuti intervenire anche recentemente in episodi di violenza e cerchiamo di farlo con fermezza innanzitutto, ma con sensibilità, sempre con maggiore sensibilità, perché i giovani sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia, hanno sofferto più di tutti le criticità e le difficoltà della pandemia. Repressione ma non solo, oggi più che mai viste le premesse e il periodo storico. Questo l'approccio dei carabinieri nei confronti degli episodi di violenza giovanile che stanno interessando la Marca, dalla rissa in stazione a Lancenigo a quella di Castelfranco e ancora a Spresiano e Vittorio Veneto, una scia di delinquenza dalle diverse matrici che resta tra le emergenze da gestire. Assieme alle altre forze dell'ordine, assieme alle altre istituzioni, il nostro compito è quello di trovare una formula di dialogo e di interlocuzione. Fattore culturale ed educativo basilare anche per i rappresentanti istituzionali. Angela Colmeller è stata tra i deputati che si sono battuti per il ripristino dell'educazione civica nelle scuole nel 2019, ma il percorso, dice, non è finito. Sicuramente il nostro obiettivo è di allargare questo numero di ore, dando la possibilità di fare dei percorsi e dei progetti sempre più specifici. Però è un inizio che va sicuramente portato avanti, e quindi dobbiamo puntare sempre ed esclusivamente sul far sì che questi ragazzi, ripeto, imparino ad essere. Soddisfatto per l'arrivo di nuovi psicologi all'ULSS 2 per affrontare le nuove forme di disagio è il sindaco di Treviso, che torna sul ruolo delle famiglie e delle istituzioni. Al di là del dibattito politico che vede lo scaricabarile delle responsabilità, a me questo non interessa, io le responsabilità me le assumo tutte, ma qui c'è da far fronte a delle esigenze che oggi i giovani ci stanno esternando. Già i giovani che sono finiti anche sotto la lente di ingradimento del Sole 24 Ore nella consueta classifica annuale. Come sta la Marca più in generale? Bene, si potrebbe dire, ma non benissimo. 10,77,24. Non stiamo tentando la fortuna, ma stiamo dando le posizioni conquistate dalla provincia di Treviso nell'ultima classifica del Sole 24 Ore, che analizza la qualità della vita in Italia differenziando tra bambini, giovani e anziani. 10ª posizione per la qualità della vita dei bambini. La Marca è davanti a tutte le altre province venete, Vicenza è solo 24esima. Meno soddisfacente il posizionamento se si guarda ai giovani. La Marca scende al 77esimo posto, in Veneto al primo posto c'è Belluno, seguita da Vicenza. Poi è la volta degli anziani, che a Treviso tutto sommato stanno bene, anche se stanno meglio a Padova, Verona e Vicenza. Oltre alla classifica finale, l'indagine del quotidiano economico scandaglia anche diversi indicatori, e qui la fotografia della nostra provincia assume contorni più nitidi. Per i giovani a pesare il saldo migratorio, chi se n'è andato dalla città, e le tariffe dei canoni di locazione. Il livello dei costi dei canoni per l'affitto per i più giovani, che è troppo
troppo alto. Se vogliamo lavorare su questo per trattenere qui i giovani dobbiamo fare canoni speciali, dobbiamo fare abitazioni per studenti universitari e giovani coppie. Dall'altro lato bisogna lavorare molto sulla qualità della formazione e dell'istruzione, cercando di dare risposta ai bisogni di una istruzione sempre più tecnologica, sempre più al passo coi tempi. Un welfare più attento ai giovani, per loro mancano strutture e luoghi di aggregazione, mentre per i bambini e gli anziani mancano i servizi di cura. Il numero dei pediatri ogni 1000 abitanti, fascia 0-14, ci fa precipitare dalla 10ª alla 92ª posizione, mentre l'assistenza domiciliare agli anziani arranca. Treviso scende al 29º posto. Sembra che sia necessario creare un ecosistema che sia attrattivo per i giovani e capace di trattenere nel nostro territorio i giovani che abbiamo formato. Per far questo serve una cabina di regia, un'unità di crisi che metta insieme tutte le forze migliori del territorio. Penso ai nostri sindaci, alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria, al mondo dell'università e dell'istruzione, ma anche al terzo settore. La pagina della cronaca: incidente all'alba a Riese Pio X, grave un uomo di 63 anni. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto l'uomo di 63 anni che questa mattina in via Castellana a Riese Pio X è uscito di strada mentre era alla guida di un mezzo pesante. A causare il sinistro con ogni probabilità è stato un malore, da qui la traiettoria come impazzita e lo schianto all'altezza del civico 48. Una volta lanciato l'allarme sul posto il SUEM 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della vicina stazione di Riese, è toccato ai pompieri estrarre l'uomo dalle lamiere dalla cabina di guida. Poi la corsa al pronto soccorso dell'ospedale dove la prognosi è tuttora riservata. Disagi si sono registrati nella prima fase della giornata sul traffico dell'area. I rilievi sono affidati ai militari dell'Arma. Pompieri e non solo mobilitati nella serata di ieri e nella notte per il maltempo. Dopo una giornata di sole, afa, temperature elevate, il maltempo ha interessato ampie zone dell'Alta Marca con vento e forti scrosci di pioggia. Lo stesso centro decentrato della Protezione Civile del Veneto lo aveva del resto previsto, dichiarando l'allerta gialla in particolare su Dolomiti e Prealpi. Mobilitati, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, diversi gli interventi, ma non è stato registrato nessun danno di grave entità. A Conegliano, in zona Monticelle, è stato richiesto il supporto dei pompieri per rami e arbusti strappati dal vento e dalle precipitazioni finiti sui marciapiedi o nelle strade. Squadre di volontari AVAB, già in allerta nel pomeriggio, hanno operato invece in serata in via San Francesco e in via Bosco del Madeana Valdobbiadene, diretti verso Pianezze per rami e alberi caduti a causa del maltempo. Il sindaco Luciano Fregonese ha fin da subito raccomandato attenzione a chi percorre queste strade per la probabile presenza di rami e alberi sulla careggiata. L'operazione più impegnativa per una pianta secolare caduta in mezzo alla strada in zona Molvine, conclusa solo all'1:30 del mattino. Dicevamo prima, oggi la giornata di celebrazione per l'Arma dei Carabinieri. Non si è parlato soltanto di baby gang, un focus specifico è stato dedicato alla violenza di genere. Siamo vicini alle vittime delle violenze di genere, con la realizzazione delle stanze tutte per sé, in collaborazione con Sonoptimis, che ringrazio per la collaborazione. Ben 3 nelle caserme di Oderzo ad ottobre, Treviso a novembre e Castelfranco Veneto nei prossimi giorni, a cui seguiranno nei prossimi mesi Mogliano Veneto e Montebelluna. Stanze d'ascolto diffuse in tutta la provincia, un segnale chiaro, quello lanciato dall'Arma dei Carabinieri sul fronte delle violenze alle donne, ai minori e di genere. È uno dei dati richiamati oggi dal colonnello Gianfilippo Magro nel corso della celebrazione per i 208 anni dalla fondazione dell'Arma. 135.000 controlli operativi su strada dal 1 gennaio del 2021 ad oggi, 670 provvedimenti restrittivi e 6.800 deferimenti in stato di libertà. Rendono la cifra di un impegno quotidiano, assiduo e qualificato. Intensa l'opera di contrasto ai furti e alle truffe, anche digitali. Abbiamo visto come gli anziani, consentitemi i nostri nonni e le nostre nonne, per la loro vulnerabilità siano le vittime privilegiate di ladri e truffatori, oggi più che mai attivi sulla rete, sul web. Altro fronte è quello dell'ambiente, con i carabinieri forestali particolarmente attenti alle aree UNESCO del Prosecco e del Grappa. Un avvertimento a chi adegua delle colline del Prosecco vuol fare degli sbancamenti che non sono assolutamente autorizzati. Le norme le conosciamo tutti e quindi vanno applicate. Al termine della cerimonia consegnati gli attestati ai carabinieri che sono distinti in diverse operazioni in provincia. Un riconoscimento anche per il comandante della stazione di Vittorio Veneto, il luogotenente Mauro Witt, che dopo 32 anni si congeda dall'Arma.
Infine l'Arma di Treviso ha voluto festeggiare anche una famiglia di carabinieri. Lui è il 37enne maresciallo Angelo Capizzi della compagnia di Montebelluna. Lei, Angela Guerra, 33 anni, è maresciallo della stazione di Volpago del Montello. Un amore sbocciato nella scuola carabinieri di Velletri, dal quale sono nate 2 bambine, Eleonora e Ginevra, per una storia e una famiglia in stellette che vuole rappresentare tutte quelle legate all'Arma dei Carabinieri di Treviso. Ancora per la cronaca giudiziaria, in questo caso il giudice di pace di Treviso ha accolto il ricorso dei legali di Stefania Paoletti, la 44enne che aveva denunciato di essere stata multata di 165 euro e privata di 4 punti della patente perché nel febbraio scorso aveva dimenticato di esporre in auto in piazza Pola il suo regolare contrassegno per disabili a causa di una forte emicrania dovuta ai medicinali assunti per curare una grave patologia. La donna si era rivolta all'avvocato Fabio Capraro. Oggi la decisione del giudice che ha tolto la multa e annullato la decurtazione dei punti della patente. Di una scelta di buonsenso parla lo stesso avvocato Fabio Capraro. Parliamo adesso di edilizia scolastica e ritorniamo a Castelfranco Veneto. Rimarranno solo un ricordo i container per i ragazzi del liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. In mattinata l'avvio ufficiale del primo stralcio dei lavori di ampliamento della scuola superiore nell'area che confina con la nuova palestra dell'istituto Nightingale. Prevista la creazione di spazi condivisi che metteranno fine a disagi e polemiche. 3.785.000 euro l'ammontare della spesa, termine dei lavori aprile 2023. Oggi doppia soddisfazione da Presidente e Sindaco, dopo i lavori di Montebelluna, dell'Artistico di Treviso e a Vittorio Veneto è arrivato il turno di Castelfranco. Partono queste 15 aule attese da tempo, un importo di lavori da 3.785.000 euro grazie a un contributo statale di 3 milioni e la differenza messa da noi provincia. Risolve un problema annoso, cioè quello dei container al Martini. Il prossimo anno troveranno soddisfazione quei ragazzi che da tanto stavano attendendo questa soluzione. Un evento dunque per Castelfranco al quale hanno preso parte il prefetto Angelo Sidoti, parlamentari e consiglieri regionali, oltre alla vice dirigente scolastica del Giorgione Deborah Lotto e alla dirigente del Nightingale Mariella Pesce. L'area interessata è quella tra Via Verdi e Via Bellini. L'edificio su 3 piani che vi sorgerà sarà ecosostenibile e a impatto energetico zero. Un enorme lavoro che vedrà comunque la realizzazione intanto per il momento parziale di 15 nuove aule e a seguire tutto il resto. Quindi è un giorno di festa per noi oggi che segna l'inizio di un lavoro che stiamo cercando di portare avanti ormai da qualche anno. Pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per parlare di un'importante iniziativa che si terrà nel weekend a Villa Margherita. In questi 3 giorni troverete tante attività legate alla Convenzione di Faro, alla valorizzazione dell'eredità culturale e del patrimonio culturale e soprattutto dei momenti di aggregazione e partecipazione comune. Il 10, 11 e 12 giugno nel parco di Villa Manfrin Margherita Treviso si terrà il convegno Simposio Trevigiano, le comunità patrimoniali tra il dire e il fare nei giorni di Comunità in Festa. Il simposio trevigiano sarà promosso dall'associazione culturale Gioiosa e Atmorosa Tarvisium Gioiosa, in collaborazione con l'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e dal Consiglio d'Europa. 3 giorni di incontri per la conoscenza, valorizzazione e implementazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, la cosiddetta Convenzione di Faro, promossa dal Consiglio d'Europa. Queste 3 giornate nascono perché abbiamo il desiderio di festeggiare effettivamente Villa Margherita inclusiva, le comunità come anche la nostra, ci metto dentro a quella che è la comunità sulla città dipinta di Treviso, Tarvisium Gioiosa, e tutte quelle altre piccole e grandi comunità e persone che si adoperano per il bene collettivo, il bene comune e il bene patrimoniale.
Un luogo chiuso da anni diventa un punto di riferimento per la cittadinanza grazie ad associazioni come Veneti Schiacciati dalla Crisi che mirano a far rinascere Villa Manfrin Margherita inclusiva. Alla festa sono invitate anche le famiglie con i loro bambini. I bambini, i ragazzi, le famiglie, come è stato in questi 2 giorni di venerdì e sabato con la sicurezza stradale, ma soprattutto far diventare Villa Margherita inclusiva. Questo è l'obiettivo, con l'arte, con la storia, con le radici, con la cultura, ma anche con i giochi. Rimaniamo a Treviso per parlarvi di una nuova mostra che si è aperta al pubblico proprio oggi. Artistico del Teatro Comunale Stefano Canazza si esibisce al piano. Al Del Monaco l'accoglienza dei primi partecipanti alla 50ª edizione del concorso Toti dal Monte, dedicato ai giovani talenti della lirica, e l'allestimento nel foyer della mostra dedicata al soprano di Pieve di Soligo creano un'atmosfera coinvolgente per tutti. Non a caso al piano si siede anche il portavoce del sindaco Francesco Vigato. 8 oggetti all'ingresso del teatro accompagnano nelle stanze della diva: costumi, scarpe, fotografie. Inquadrando il QR code, tutte le informazioni appaiono sullo smartphone. Voi entrate nella storia della Toti del Monte. Nel pomeriggio l'arrivo dei primi concorrenti dell'edizione 2022 del concorso. Andremo sicuramente a individuare, se ci sono, non lo sappiamo ancora perché oggi è il primo giorno, delle voci che potranno onorare il titolo a concorso, che è appunto un'opera bellissima, straordinaria, pur di nicchia, e i Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini. Appuntamento, il concorso Dal Monte, che conferisce valore alla città. Il turismo è essere collegato anche, oltre che alle tipicità enogastronomiche e ai vini buoni che abbiamo nelle nostre terre, anche alla cultura, e il Toti Dal Monte rappresenta proprio uno degli emblemi, e il teatro rappresenta l'emblema di una città, della cultura e del suo territorio. Treviso, fucina di talenti, e Treviso, capitale della lirica italiana. Lo ribadiamo con forza anche dopo il riconoscimento che è stato fatto e dato dal Ministero al Teatro Stabile del Veneto, che vede Treviso protagonista in questa promozione tra i migliori teatri italiani. Andiamo a Belluno ora. A Belluno per parlare di maltempo. È stata una domenica sera particolarmente difficile, oltre 50 gli interventi in tutta la provincia, particolarmente colpita la città di Cortina. Ero a casa, tirava parecchio vento e pioggia, per pochi minuti ma intensi. Fortissimo. Sono temporali che si vedono spesso ultimamente, quindi. Il giorno dopo la regina è tornata a risplendere, ma i minuti vissuti nella serata di domenica sono stati interminabili. Un nubifragio violentissimo si è abbattuto sulla Conca Ampezzana, diversi gli alberi caduti in strada, il danno più vistoso alle scuole Duca d'Aosta, dove è stata scoperchiata un'ampia porzione del tetto, immediata la sospensione in via precauzionale delle lezioni per le classi medie. Chiaramente il vento c'era in tutta Cortina, poi probabilmente anche in altre località. Si è capito benissimo, forse è stata una tromba d'aria, i danni sono ingenti e poi ci saranno altri danni anche altrove. In effetti il maltempo ha sferzato anche altre zone del Bellunese, 50 complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco, tra piante in strada e tetti parzialmente scoperchiati, da Falcade a Sedico. Danni si sono registrati ai fienili dell'Alto Agordino, numerosi anche i blackout elettrici comunque contenuti come nella zona di Sospirolo, pioggia che si è abbattuta poi sul traffico da rientro, fortunatamente però senza danni o particolari disagi. E anche a Belluno oggi si è celebrata l'Arma dei Carabinieri, come ci racconta Stefano Bozzi. Tra la gente, per la gente. È questo il punto più volte rimarcato stamane dal comandante Francesco Rastelli in occasione della cerimonia per i 208 anni dall'istituzione dell'Arma dei Carabinieri, a cui hanno partecipato diverse autorità civili e militari del Bellunese. Una ricorrenza che richiama i valori di responsabilità, onestà e lealtà dei membri dell'Arma nell'adempimento dei doveri di tutela e salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti tutti. Un atto solenne che ricorda sia i militari in servizio che i nostri caduti, e soprattutto anche per dare risalto
alle attività che hanno meritato una particolare attenzione e ricompensa dei nostri collaboratori. Tra questi il carabiniere Martina Pigliapoco, premiata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca a seguito del salvataggio della vita di una donna avvenuto nell'ottobre del 2021 per Arolo di Cadore. Sono orgogliosa di poter portare lustro all'Arma dei Carabinieri per il lavoro che facciamo ogni giorno, come ho fatto io, tanti altri colleghi che indossano una divisa e si spendono per cercare di fare il meglio ogni giorno. Non si è parlato di numeri e di bilanci, ma solo della generale buona riuscita dell'attività di controllo dell'Arma, con particolare riferimento alla gestione dello stato di emergenza durante i 2 anni di pandemia. Per quanto concerne invece il resoconto delle attività criminose nel Bellunese, la situazione è rimasta pressoché stabile, nonostante un aumento dei casi di violenza domestica a scapito delle fasce più deboli. La tendenza generale rimane pressoché costante, anzi registriamo delle diminuzioni in alcuni reati predatori come furti o borseggi. Sicuramente invece abbiamo notato un forte aumento dei reati contro le fasce deboli. L'introduzione del codice rosso e di conseguenza un'immediata attivazione degli strumenti di sostegno alla vittima hanno documentato che c'è stata un'impennata a livello provinciale. Rush finale in vista dell'Election Day del 12, siamo a Feltre dove si presenta la lista anarchica. Anarchici al governo di Feltre? No, la fantastilista anarchica si propone di vincere le elezioni, ma per mandare a casa la vecchia politica e far rivotare ad agosto, nella convinzione che se accadesse ci sarebbero a quel punto tutte facce davvero nuove. L'anarchia non va intesa, secondo me, sotto questo significato ideologico che ha preso per nell'ultimo periodo, quello che deriva da tutti gli studi storici, non so adesso, ma va presa dal punto di vista etimologico, cioè se guardi l'etimo, anarchia significa alfa, privativo, potere, non è rifiuto delle regole, anzi nell'humus anarchico è nato, lo dico sempre, il codice del commercio che poi si è fuso nel codice civile come il libro quinto del lavoro. L'anarchia dal nostro punto di vista è un sommesso dissentire dal potere. Agli anarchici feltrini non piace com'è la loro città, dei troppi cantieri aperti a un degrado latente, ma non hanno un programma di governo perché a Colle delle Capre nemmeno ci vogliono entrare. La vittoria sarebbe solo un grimaldello per scardinare tutto. Con 10 anni di amministrazione di sinistra che c'è stata, se avessero scaglionato un po' meglio i lavori, forse i turisti che arrivano adesso con queste belle giornate di sole, anziché vedere dei cantieri a cielo aperto in continuazione, potrebbero godersi quel museo a cielo aperto che è Feltre. La sua squadra anarchica propone quindi un percorso finalizzato a un progetto di rinnovamento che porti poi a una nuova guida della città lontana dalle ammucchiate di partiti. È la visione che manca, la visione rispetto alle risorse che ci sono, una visione profonda che ci deve portare veramente a considerare non soltanto la bellezza, ma l'importanza che Feltre ha nel mondo. Feltre ha dato i natali a Vittorino da Feltre e Panfilo Castaldi, quindi il mondo è debitore verso Feltre e Feltre quindi merita di essere trattata un pochino meglio di come è trattata adesso. A Tambre invece, nel cuore dell'Alpago, si presenta l'unico candidato a sindaco, Sarabona. Una candidatura senza avversari ma con l'importanza che si voti. Sì, sicuramente questo è un messaggio da dare ai nostri cittadini, che è vero che siamo da soli, però ci mettiamo tutta la nostra volontà per l'impegno per il Paese. La cosa da evitare assolutamente è il commissariamento, perché è una cosa che proprio non è nelle nostre corde. A Tambre è successo una volta solo nella storia, c'è sempre stata partecipazione, poco a tanta, per cui noi ci auguriamo che ci sia anche questa volta. Caso non unico, anche e non solo in provincia di Belluno, ma tra i rari. Per diventare sindaco si candida una sola persona, che a Tambre si chiama Sarabona, 43 anni, insegnante. Ma questo non basta per avere la certezza del successo, perché le elezioni potrebbero anche risultare nulle. Il rischio del commissariamento avviene nel momento in cui la lista, l'unica lista presente, della quale io sono un po' la rappresentante, che oggi è il non raggiungere il quorum del 40%, che è stato anche abbassato rispetto al solito, sarebbe stato il 50%, è al netto degli AIRE, per cui dei residenti all'estero. Sicuramente questa cosa ci favorisce, ma l'invito ai miei cittadini a votare io lo devo fare comunque. Anche scheda bianca? Anche scheda bianca, purché si voti. Sarabona è alla guida di Al Lavoro per Tambre, la stessa lista che aveva portato ad essere sindaco Oscar Facchin, che ora lascia.
I nostri territori meritano di avere ancora qualcuno che si mette in gioco, perché sono dei territori meravigliosi, hanno tantissime potenzialità e abbandonarli a un'ordinaria amministrazione sarebbe proprio una gravissima perdita. Così dunque è in Alpago. Vi ricordo in ultimissima battuta gli ospiti di Ring questa sera con Nicola Zanetti, Alberto Villanova della Lega, Stefano Pelloni del Partito Democratico, Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, e ancora Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, che sarà in studio proprio con Zanetti, questo a partire dalle 21:15 Ring. È tutto anche per questa edizione da Treviso e Belluno, grazie per l'attenzione, c'è il meteo, buon proseguimento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana cede parzialmente e questo causerà un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 7 giugno. Sul Veneto al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti. Con il passare delle ore precipitazioni sparse e intermittenti che si verificheranno in vari momenti e che entro fine giornata avranno interessato un po' tutte le zone a più riprese. Temperature stazionarie o al massimo in lieve e locale calo, minime tra 15 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata sarà caratterizzata da un'evoluzione incerta. Buono inizialmente, a seguire cielo nuvoloso con qualche temporale che potrebbe essere anche di forte intensità. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, lo vedete, tempo perturbato con frequente instabilità già in mattinata, fenomeni anche forti nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.